in collaborazione con In questa puntata, la 17ª edizione di Agriolo qui a Riolo Terme, vecchie glorie, nuove tecnologie, una collezione molto particolare, poi la zootecnia con le razze autoctone e non solo, e ovviamente la buona tavola. Una grande bottiglia di vino rosso posta all'ingresso della 58esima edizione di Vinitaly, un'edizione molto particolare, vedete c'è alle spalle anche il padiglione dell'Emilia Romagna, un'edizione particolare dicevo perché il calo dei consumi, i conflitti bellici e anche quelle che sono le esportazioni in calo fanno preoccupare gli operatori. Tuttavia c'è tanto ottimismo tra i venditori e soprattutto i produttori di vino che puntano molto anche sui prodotti dealcolati. 17ª edizione per Agriolo, la fiera dell'agricoltura di Riolo Terme, dedicata agli addetti ai lavori, ma non solo a loro. Ai primi ovviamente dedicata all'esposizione di macchinari e tecnologie per l'agricoltura e l'asta dei bovini che si tiene il sabato. Per tutti gli altri, per il pubblico, per i bambini, per i grandi, sono 3 giornate di festa, tra stand gastronomici, prodotti tipici del territorio, antichi giochi dell'Aia, laboratori, la mitica sfilata dei trattori d'epoca e poi l'area degli animali con la mostra delle razze autoctone e non solo e la schiusa delle uova che edizione dopo edizione continua ad affascinare i più piccoli e non solo. 3 giornate intense, quelle di Agriolo, che coronano mesi di lavoro, lavori del gruppo di volontari dell'associazione Fatagri che da sempre organizza la manifestazione. Qui con me c'è Claudia Dalmonte e Luca Dalmonte, presidente, neopresidente di Fatagri. Allora, intanto Luca, io ho detto 3 giorni che coronano mesi di lavoro, tantissime persone impegnate. I volontari di Fatagri che sono tanti e hanno l'età media anche molto bassa, il che è molto positivo, e poi ci sono anche tutti quegli altri che hanno collaborato. Sì, esatto, posso dire che è un bellissimo gruppo di giovani e non solo, perché ci vuole anche un po' di esperienza, un po' di chi conosce le tradizioni, ecco, per insegnarci. Sì, sono diciamo mesi di lavoro, ma in realtà è da un anno all'altro che 12 mesi! 12 mesi, perché abbiamo già fatto un elenco di qualche cosa da migliorare, perché vogliamo sempre far meglio. Perché... Certo. E noi adesso ci siamo trovati in questa area della zootecnia che è sicuramente una delle più frequentate perché qui grandi e piccoli si divertono ed è un momento molto importante perché poi la zootecnia per il territorio, pur essendo un comparto dell'agricoltura che ha anche delle sofferenze, però per questo territorio è importante. Sì, è molto importante per il nostro territorio. Poi gli animali uniscono sia i grandi e i bambini. A partire dalla schiusa delle uova con il nostro Don Marino, che lì ci si incanta tutte le volte che si va a vedere questi pulcini che nascono dalle uova. Ecco. Poi abbiamo dai piccoli animali come galline, oche, i poni, anche le pecore nane anche quest'anno, abbiamo anche delle novità. Avete dei giganti bianchi, dopo li andremo a vedere, e poi i nani, insomma c'è davvero di tutto, quello che si dice biodiversità. A proposito di animali e di zootecnia, Claudia, c'è stato ieri, proprio nella giornata di sabato, come tradizione, l'asta dei vitelli. Com'è andata? Quello è un momento importante, lì sì, per gli addetti ai lavori. Sì, esatto, e c'è stata una grande partecipazione
Ci sono stati anche tanti rilanci, ecco, quindi è stato bello vedere litigarsi, tra virgolette, i lotti con i vitelli, quindi questo fa vedere che insomma c'è passione, C'è interesse proprio. ecco, sì. Le quotazioni sono state interessanti perché poi ai nostri allevatori anche questo interessa. Sì, 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 chi ha portato appunto i vitelli in asta, appunto gli allevatori che li hanno venduti hanno accettato le vendite, quindi erano contenti di quello che insomma si era arrivati. Quindi. Bene, insomma, quindi positivo. E tu sei qua, fai base qua in questa zona della zootecnia? Sì, io metto le radici qui il venerdì e mi sradico la domenica perché mi occupo appunto di tutta l'organizzazione degli animali, ecco, delle entrate, delle uscite, di tutto. Ci sono delle cose particolari quest'anno, adesso io dopo andrò a curiosare, ma ho visto anche una mostra di motoseghe, cioè quest'anno anche questa. Esatto, quest'anno abbiamo anche allestito nella piazza di Riolo, una mostra di motoseghe d'epoca. Poi si farà anche la dimostrazione, quindi il taglio, con dei bei tronchi belli grandi. E inoltre c'è la mostra delle macchine d'epoca, e quindi dai, facciamo un bel angolo ai piedi della rocca di Riolo, in piazza. Potrei dire che il vostro babbo da lassù sarà sicuramente molto fiero di voi. Noi lo speriamo, ecco, ci mettiamo tutto il nostro impegno e tutta la passione che abbiamo, che è tanta. Bene, buon lavoro e in bocca al lupo ragazzi. E ovviamente lo spazio della zootecnia animatissimo come sempre, e qua alle nostre spalle un gigante bianco, Nord dell'azienda Cenni, Fabiana Monti, è la figlia della Laura, che è una nostra vecchia conoscenza, mi piace ricordarlo così. E ovviamente ci sono i vostri animali, ma voi in qualche modo giocate in casa perché siete di Riolo, quindi è sempre un bel momento quello di Agriolo. È sempre molto bello, noi partecipiamo praticamente da sempre ed è sempre un onore venire a questa fiera del nostro paese perché è importante anche portare avanti, noi giriamo tante fiere, ma insomma stare anche nel nostro paese è sempre molto bello e molto importante per la comunità, per tutto, e quindi ci piace tanto. Ecco, allora chi passa sono curiosi, sono più curiosi i bimbi, i grandi, e poi quando vedono degli animali così, adesso questi sono davvero dei giganti, però ci sono anche tante altre razze da carne, la gente cos'è curiosa, si stupisce di vedere delle bestie così grandi. Beh sì, sicuramente non succede tutti i giorni di vedere tanti animali diversi poi in una fiera, in un momento di questo tipo, quindi i bambini sono molto curiosi, fanno un sacco di domande, ma anche gli adulti, tutti. È un momento appunto di condiviso, bello, che fa vedere anche il nostro mondo alle persone che non lo frequentano di abitudine, ecco. E qui nello spazio della zootecnia, uno di quelli più animati di Agriolo, incontriamo Ivo Padovani, che è responsabile commerciale della Sirget, un'azienda che è specializzata proprio nel settore della zootecnia, degli animali da cortile, quindi piccoli animali di bassa corte, e che però rivende anche piante e fiori. E infatti qua uno stand fioritissimo, proprio che ci fa primavera. Voi tra l'altro, se non sbaglio, ad Agriolo venite da sempre? Da sempre, dal primo anno dell'edizione. Chiaramente i primi anni sono stati diciamo molto più tranquilli perché la partecipazione non era come adesso, e niente, siamo diventati grandi con la fiera anche noi. E beh, insomma, questo è molto molto positivo. Allora, qui avete piante e fiori, e poi però la vostra attività di fondo come azienda agricola è un'altra. La principale è quella della produzione degli animali da cortile, lo svezzamento più che altro, e la vendita diretta al consumatore. Facciamo solo dettaglio, non ingrosso. E questo. Come animali da cortile, quindi avicoli? Avicoli, conigli, tutti gli avicoli, il pulcino, la faraona, il cappone quando è il momento, l'anatra, l'occa, questi animali qua. Ecco, e poi dopo i fiori che ci portano un po' di colore, le piantine da orto, e in queste giornate, in questo periodo, credo che questo settore stia tirando parecchio. Sì, sì, anche se purtroppo anche con gli animali da cortile il ricambio generazionale è molto molto lento, però non ci lamentiamo.
e non possiamo lasciare questa parte di Agriolo dedicata agli animali senza far visita ai pulcini, ai neonati. Qui con noi Don Marino Perdisa. È lui, il fautore di questo miracolo della natura che si ripete tutti gli anni e sono veramente bellissimi. Come stanno i nostri pulcini? Stanno bene, quest'anno hanno avuto una schiusa con un'alta percentuale, si vede che la stagione li ha favoriti, anzi sono stati anche un po' più veloci di quello che la natura prescrive. Hanno cominciato a nascere il giorno prima, però è molto bello perché grandi, piccoli e tutti vengono a contatto con una realtà che diversamente è difficile da vedere, insomma, la chioccia chi ce l'ha più non esiste più. Qui abbiamo dei pulcini che diventeranno poi delle galline? Sì, galline e galli. Galli, beh, certo. Abbiamo quelli più chiari, più bianchi, che sono polli cosiddetti pesanti, quindi sono quelli da carne. Gli altri invece sono andati a raccoglierli dai vari contadini, uova, cioè, da un podere dall'altro, e quindi sono proprio i ruspanti classici. Sembrano tutti neri perché alla nascita sono scuri così, ma poi diventano un po' marroni, un po' rossi, cambiano colore. Il piumaggio man mano che crescono. E poi cosa c'è anche negli altri? Sono le quaglie che sono è un animaletto simpatico perché tra l'altro ha appena 16 giorni di cova in confronto alle galline che hanno 21 giorni di incubazione e le oche 31 giorni di incubazione. Quindi io 31 giorni fa ho messo giù le oche, 21 giorni fa ho messo giù le uova di gallina e 16 giorni fa ho messo giù le uova di quaglia. Ma le quaglie nascono in 16 giorni e a 64-65 giorni sono sessualmente mature, fanno l'uovo e si riproducono. Ma quindi sono animali velocissimi, bruciano le tappe. Sono dei tubi digerenti. Tra l'altro abbiamo qui in alto, non so se si riesce a vedere, anche un'infiltrata, un infiltrato. Sì, però è una cosa simpatica questa perché tutti gli anni al tempo della fiera noi qui sotto il capannone o da una parte o dall'altra arriva sempre la tortora a farsi nido per conto suo. Non gliene importa niente degli animali che passano, i tori, gli scavatori, le gru, le tende, i gazebo, i cavalli. Lei fa il suo lavoro, passa sulla testa della gente. E lei cova senza bisogno che Don Marino faccia il calcolo dei tempi, lì si arrangia, fa tutto lei. Brava, solo che io le tortore non le posso mettere in incubatrice perché la tortora fa già parte di quegli animali che hanno bisogno di essere imbeccati per crescere, mentre il pulcino, la quaglia, eccetera, appena nasce, esce dall'uovo, mangia subito per conto suo. Questi hanno bisogno di essere nutriti per almeno 20-25 giorni dai genitori. Io la ringrazio a questo punto. Una breve pausa e poi dopo noi ci ritroviamo in finale di puntata per continuare il nostro giro ad Agriolo. A dopo.